Ciao ragazzi, spero che mi sentiate. Dovrei essere anche in diretta su Instagram tra pochissimo. Oggi parliamo in questa diretta di tutte le caratteristiche che ho visto nelle persone che soffrono di dolori persistenti. Per me non è stato difficile andare a trovarle, perché è come un po' descrivere me stesso. Ho questa fortuna forse di aver vissuto con dolori e sintomi persistenti per diverso tempo, quindi il lavoro che faccio mi viene forse anche intuitivamente, però è giusto che andiamo a prendere dei dati e vedere quello che anche la letteratura scientifica ci dice riguardo alle personalità del dolore persistente e dei sintomi persistenti, perché capendo questa cosa, anzi spero che mi sentiate, veramente, se non mi sentite spero che qualcuno metterà un qualcosa, un commento da qualche parte. Vi stavo dicendo, se andiamo a vedere le personalità, conosciamo la radice del dolore. L'ho sempre detto qual era la radice del dolore, non lo dico solo io, lo dicono molti terapisti, molti medici che hanno studiato il dolore e i sintomi cronici, che è appunto credenze limitanti, paure represse, quindi emozioni represse. Le credenze limitanti però sono una grande fetta di queste radici. E queste sono arrivate durante la nostra infanzia, no, dai 0 ai 10 anni circa, la maggior parte delle credenze viene fondata, viene diciamo assorbita nel nostro corpo. Quindi andiamo a parlare di caratteristiche delle persone che ho visto negli ultimi anni e sono sempre di più queste caratteristiche, sempre più minuziose. Però vi parlo del perfezionismo, per esempio, della responsabilità precoce. Qui ho un quadernetto con degli appunti, che tra l'altro è lo stesso quadernetto che uso nelle consulenze. E qui mi appunto le caratteristiche anche di quella persona mentre che mi parla. Questa del perfezionismo è praticamente sempre presente, sempre presente. La responsabilità precoce vuol dire che ci siam sentiti già responsabili di qualcosa da bambini. Magari dovevamo performare a scuola perché il nostro padre o nostra madre, se no si arrabbiava tremendamente. E quindi ne abbiamo iniziato a sentire questa pressione addosso del dover far qualcosa di buono, ma non tanto per noi, ma per i nostri genitori o per qualcun altro. Non sapendo poi realmente cosa volevamo, ma e lì nasce poi il people pleasing, no, il se tu hai tante responsabilità già addosso da bambino, è normale che poi anche da adulto vai a compiacere alle persone che ti stanno di fronte, con molta più, diciamo, estremità. Forte senso del dovere. Questa stessa cosa. La persona che vedo di fronte a me molte volte ha un forte senso del dovere. Magari ha dovuto accudire, i fratellini da piccolo, perché il padre e la madre non erano lì. Questo è anche un grande scenario, un comune scenario. La difficoltà a delegare, questo anche molto molto comune. Perché? Difficoltà a delegare perché se siamo perfezionisti pensiamo che una persona a cui deleghiamo il nostro lavoro non vada poi a fare il lavoro bene. Quindi lo facciamo noi per la persona, molte volte. Questo però ci dà un grande lavoro in più da fare, no, il non fidarsi delle altre persone. Devo farcela da solo, questa è un'altra caratteristica. Infatti molte delle persone che poi arrivano da me perché hanno provato qualsiasi cosa, pensano di averle provate tutte le strategie. E poi lì parliamo tra strategia e credenza sulle risoluzioni della problematica cronica. Quindi la persona pensa: "Devo farcela da solo, ce la posso fare da solo", perché è quello che ha fatto fin da bambino, no, cioè ha avuto tutta questa responsabilità addosso di performare, che poi, non ce l'ha più fatta. Non ce l'ha più fatta, ha iniziato a non arrivare ai risultati, fino a che poi dice: "Adesso basta, mi faccio aiutare". Però bisogna arrivare poi proprio alla fine, no, prima di farci aiutare. Prima di arrivare a star bene dobbiamo stare molto male noi che
soffriamo di dolori persistenti? Perché siamo forti, siamo persone forti, almeno quello è quello che facciamo apparire dall'esterno, no, poi dall'interno però siamo persone che in realtà stanno tanto soffrendo e probabilmente non stiamo comunicando bene, le nostre sofferenze. Perché c'abbiamo questo schermo, no, questo ego che ci avvolge. Quindi una delle frasi che magari ti risuonerà è che sei sempre stato quello forte. Hai sempre fatto apparire che sei quella forte o quello forte. E qui è un problema, perché non l'identità, nostra è diversa da quella che facciamo vedere da quella che veramente siamo. Molte persone notano in me, magari, che sono una persona molto paziente, molto che sa ascoltare, che, insomma molto pacata. Però anni fa, quando ho iniziato a sentire quei dolori cronici molto, molto intensi, internamente era tutt'altro che paziente. Cioè ero paziente con gli altri, ma non con me stesso. Ero gentile con gli altri, ma non con me stesso. E questo ti fa capire anche il fatto che gli altri sono più importanti di te. C'è una crisi di identità, non sai a volte neanche più chi sei. Pensi di essere una persona forte, perché gli altri ti hanno visto così, però tu internamente non lo sei. Quindi qua non sto dicendo che una persona debole soffre di dolori cronici. Sto dicendo che una persona che vuole farsi apparire forte soffre di dolori cronici. Non tutti ovviamente, non sto generalizzando, dobbiamo vedere tutta l'interità, tutto diciamo il video per dire: "Okay, ho capito Alessia cosa stai per dire, cosa stai dicendo". Andiamo a parlare di emozioni. In questi anni ho visto che ci sono questi comuni denominatori. La rabbia, la tristezza, la paura sono le 3 emozioni più represse e mal gestite. Quindi la rabbia viene molte volte trattenuta. La tristezza viene molte volte razionalizzata, quindi non devo essere triste, e quindi razionalizzi con il tuo intelletto. E poi c'è la paura, che viene minimizzata. E più la minimizziamo e più questa in realtà non è che si amplifica, ma rimane sempre lì nel sottofondo. E la paura secondo me è tra le 3 quella più comune. E poi c'è la rabbia e poi c'è la tristezza. Solitamente quando andiamo a modificare, andare a quando andiamo a metabolizzare attraverso, per esempio, l'Optimal EFT o il tracciamento somatico, quindi sentiamo quella rabbia, solitamente quella diventa poi si trasmuta in tristezza. Trasmutandosi in tristezza poi si trasmuta in neutralità. Infatti molte volte quando faccio una meditazione guidata, che è insomma è l'esercizio più comune che adopero per risolvere o lavorare su una persona di fronte a me, la faccio meditare. Ma non pensiamo subito al meditare sto fermo e non penso a niente. No, ci sono delle parole che solitamente dico, personalizzate per quella persona, che vanno a far affiorare un po' di quella emozione, okay, che può essere quella della rabbia, della tristezza, della paura, magari di qualcosa che è successo nel passato, che per loro è stato abbastanza traumatico, ma non pensiamo subito a un incidente stradale, pensiamo magari al fatto che mia madre e mio padre, hanno avuto un dibattito diciamo, e io da bambino magari a 6 anni ho sentito questo dibattito e mi ha, un attimo spiazzato, okay? Questo è un esempio, non sto parlando di qualcosa che è successo a me, però posso riportarvi varie vicende di quelle che ho sentito durante questi anni. Magari la più eclatante, la più chiara sono i lutti ovviamente, ma possono anche essere stati degli avvenimenti in cui veramente tu non eri in prima persona in quell'evento, cioè non eri parte dell'evento, ma non eri protagonista di quell'evento. E molte volte succede quando sei bambino o bambina, vedi una scena, questa scena ti impatta molto emotivamente
e tu poi ci porti la tua narrazione. Tu puoi immaginare da bambino non abbiamo, diciamo, una sorta di protezione, cioè noi quello che arriva, quello che capiamo è la verità, non è che ci pensiamo, diciamo: "Ma sì, ma forse quella persona non voleva fare questo, o io forse non ho capito bene." No, tu quello che assorbi, principalmente l'assorbi e la vai a dargli un senso. E quel senso però te lo sei portato dietro anni, decenni, fino ad oggi. E quell'evento ti ha plasmato moltissimo. Ti ha plasmato moltissimo perché poi tutto quello che è successo nel futuro si basa su magari una credenza che è nata da quell'evento. Ecco perché molte volte si fanno dei lavori sul trauma, ma non bisogna necessariamente parlarne, okay, perché questo è il limite, secondo me, oggi della normale psicologia, quella cognitivo-comportamentale, dove si parla, si parla, si parla, invece di rimanere nel corpo e vedere cosa ci dice il corpo mentre che sento e vedo quella situazione del passato. L'Optimal EFT e l'EFT lavora sul trauma, sullo stress principalmente. Quindi trattenuta rabbia, tristezza razionalizzata, paura minimizzata. I bisogni vengono messi in fondo alla lista. Noi non valiamo nulla, i nostri bisogni non sono importanti, prima dobbiamo pensare alle altre persone, ai nostri genitori, ai nostri amici che ci dicono: ma forse tu questa cosa non la sai fare, forse tu non riuscirai a fare questo." Quindi già abbiamo questa paura, questo senso di responsabilità che è precoce da bambini e quindi per non andare a, fallire, non ci muoviamo. Molte persone che soffrono di dolori, muscoloscheletrici persistenti, sintomi muscoloscheletrici, sono persone che io ho visto che hanno una grandissima paura di buttarsi, di fare e di non di fare perché dovrebbero dimostrare. Quindi sono persone che però sono andate molto bene a scuola, molto bene all'università, ma, anche all'università avevano questa ansia di performare e potevano andare molto meglio all'università, senza quella credenza del: "Io non sono abbastanza e quindi forse devo avere sempre un 9, un 10 o un 30 per dimostrare non tanto a me stesso, ma alle altre persone che io valgo." E ovviamente qui nel lavoro questa cosa va benissimo. Nel lavoro, nella carriera questa cosa va benissimo e mi son sempre trovato molto bene, sia nel lavoro che nella carriera, che a scuola, che all'università. Ho sempre performato abbastanza bene, nello sport anche, fino a quando poi vedevo che per fare quel 100, okay, per cento, veramente non dovevo più avere paura. Infatti nel calcio non sono, secondo me, arrivato nel professionismo non per le mie abilità che mancavano, ma per la gestione delle emozioni, perché non mi era stato detto che anche se io non arrivavo a certi risultati, non andava bene lo stesso, no, che io valevo lo stesso. Però volevo un po' proprio dare, sto parlando del calcio in questo caso, nella mia esperienza, penso di non essere arrivato al professionismo, e quindi mi sono tra l'altro infortunato prima, per principalmente questa paura di dimostrare, paura di dover dimostrare qualcosa agli altri. Comunque lì magari si apre un altro scenario, no, sul professionismo, sulle persone che magari volevano arrivare a risultati eccellenti e poi hanno avuto dolori cronici. Qua dobbiamo un attimo capire com'è che siamo stati, come siamo cresciuti, qual era il nostro ambiente familiare, senza dare nessuna colpa alla padre al padre o alla madre, perché in realtà siamo noi responsabili delle nostre credenze, no, e possiamo cambiarle durante questo processo di vita. Io ho dovuto cambiare molte cose, su di me, pensando che anch'io non valessi poi quello che pensavo di essere, no. Poi ho capito che va bene così, cioè l'importante è fare abbastanza per raggiungere un risultato. Se il risultato non è 100, ma è 80, va bene lo stesso, ci ho provato, ho dato il meglio e va ben così. Però chi soffre di dolori persistenti muscoloscheletrici, piuttosto che non fare 100, piuttosto che fare 80 volevo dire, ehm
cioè dobbiamo accellere, quindi non vogliono far 100 e pensano che però valgono 80 e quindi non fanno nulla, non si spostano. Giusto ieri ho seguito una persona per una consulenza iniziale che mi diceva che doveva fare un viaggio e aveva una marea di paura di muoversi perché soffre di sbandamenti. Marea paura di muoversi per fare questo viaggio, di lavoro tra l'altro, non era di piacere. E lei dice: "Piuttosto non vado perché so già che adesso mi rivedo già adesso che soffrirò per fare questo viaggio". E questo però è un problema, perché più limitiamo, la vita, più il dolore e i sintomi si ingrandiscono. Perché? Perché i sintomi, i dolori hanno una radice sulla paura. Sappiamo che se la paura si ingrandisce, i sintomi non possono che aumentare di conseguenza. Quindi è vero che bisogna fare dei micro step per arrivare magari a fare un viaggio, okay, però bisogna iniziare da qualche parte e non pensiamo che semplicemente con 1 settimana di lavoro o 1 mese di lavoro risolviamo 10 anni di dolore o 3 anni di dolore, okay, o 2 anni di dolore. Perché non è così, perché le nostre credenze e le nostre abitudini si sono veramente, formate come una scultura che ci mette anni prima di essere, finita, di aver finito di far vedere questa bellezza al mondo. Questa scultura però ce la siamo fatta noi, con le nostre credenze, con le nostre esperienze, con quello che facevamo. Quindi la responsabilità qui non è più della famiglia, non è più di quello che è successo, non è più delle persone che non ci hanno aiutato, non è più dei terapisti che ti hanno affiancato ma non ti hanno dato la soluzione, ma è tua, in questo caso, di non aver preso la responsabilità di dire: "Okay, adesso mi fermo un attimo e guardo in quelle cose che ancora non ho scovato di me". Se c'è una persona di fronte a te che ti guida ad aprire quei cassettini e dire: "Hai visto questa credenza del non essere abbastanza? Hai notato che questa probabilmente non è vera? Che magari te la sei formata tu e quindi da domani possiamo lasciarla andare un attimo e notare che questa credenza è collegato ai tuoi sintomi". Ci vuole del lavoro, però bisogna avere anche la voglia nostra di entrare dentro di noi e dire: "Okay, quali paure ho? Da dove arrivano e quanta verità c'è in quella credenza che ho?" Andiamo avanti. Comunque se avete delle domande ragazzi le scrivete in chat perché le vedo. La storia. La storia della persona che soffre di dolori persistenti solitamente è questa: ha avuto un'infanzia con aspettative alte. Le aspettative alte sono principalmente dei genitori, degli amici, principalmente. Ambienti imprevedibili, ha vissuto in ambienti imprevedibili da bambino oppure emotivamente freddi. Ho seguito persone che mi hanno detto: "Io non ho subito nessun trauma da bambino e ancora quindi non riesco a capire da dove arrivano tutti questi dolori persistenti oggi". Però poi se vai a vedere, queste persone non hanno subito dei traumi, quindi l'ambiente era molto sicuro, okay, quindi avevano un'infanzia felice, ma emotivamente fredda. Ovvero che le emozioni non venivano prese adeguatamente in famiglia. Quindi magari avevano visto una madre o un padre esuberante, con le emozioni che erano troppo e quindi il bambino si è sentito spaventato e quindi doveva dire: "Io piuttosto che andare a sbraitare o a gridare o arrabbiarmi come mia mamma, mi faccio piccolo piccolo". Facendomi piccolo piccolo, ecco che lì si alza il senso di responsabilità. Io devo compiacere a mia madre e a mio padre perché io non valgo nulla se no. Quindi a questo punto viviamo la nostra vita in quel modo, cioè lì nasce la credenza. Ecco che nell'Optimal EFT e nel Tapping EFT quelle credenze devono essere smontate,
portandoci all'evento particolare, un evento specifico, uno degli eventi specifici che ci ricordiamo. Nella scrittura espressiva, per esempio, in Neurobalance già lavoriamo su questi eventi, però con la scrittura. Con l'Optimal EFT, a mio parere, e se non sapete cos'è l'Optimal EFT, cercatelo su internet, cercatelo su Google. È diciamo, un avanzamento del tapping EFT. So che molti di voi hanno provato il mio tapping EFT, ehm, con qualcuno con successo, qualcuno con meno successo. E questo è normalissimo. Non mi aspettavo che tutte le persone che fanno tapping EFT in quel modo, perché sul sintomo, quindi in modo superficiale, andassero poi a risolvere problematiche di anni, perché stiamo parlando di 4, 5 EFT, 4, 5, non ricordo se sono 4 o 5, con degli script, con delle parole da dire e farlo mattina e sera. Molte persone mi hanno detto: "Mi sta aiutando molto, la mia ansia è scesa da 8 a 6, da 8 a 5". Quello era il risultato che volevo sentirmi. Non mi aspetto che la tua ansia va da 8 a 0 con semplicemente uno script generalizzato per tutte le persone. Quindi questo diciamo tapping EFT l'ho fatto per adesso non so quante persone l'abbiano comprato o acquistato, abbiano visto almeno il tapping EFT su YouTube, però stiamo parlando di, direi, un 30-40% ha avuto grandi risultati, diciamo un 10% ha avuto medi risultati, altri, possiamo dire intorno, che ne so, al 50% o 40% non ha avuto dei risultati. Però è normalissimo. Questo pensiamo ai farmaci, è la stessa cosa. Il 30% di chi usa il farmaco ha un risultato e il 70 non ce l'ha. E quindi a quel punto, perché quel 70 poi usa il placebo. Quindi se già arriviamo al 50% delle persone che usa il tapping e ha un risultato è tantissimo, dal punto di vista scientifico, eh. Ehm, Però vi dico già che lavoriamo sulla superficie. Quando facciamo un tapping sull'ansia o sul dolore, lo stiamo facendo sulla superficie del corpo, non sulla radice. Bisogna farlo su tutti e 2. Quindi andiamo a vedere su questa storia. Quindi ci sono stati ambienti imprevedibili, emotivamente freddi, lunghi periodi di pressione, okay, tutte le persone che ho seguito hanno subito, hanno vissuto lunghi periodi di pressione, chi per una magari causato da un lutto o da una separazione, principalmente queste 2 sono le più potenti, o magari proprio in quel periodo in cui, è successo la pandemia. 2020, 2021 sono arrivati una marea di problemi. Guarda caso in un lungo periodo di pressione e di adattamento e di cambiamento. Qualcuno invece l'ha subito dopo un cambio di lavoro. Ho cambiato lavoro perché il precedente non mi faceva stare bene e dal secondo lavoro sono arrivati tutti i sintomi. Pensiamoci cos'è successo lì e perché quel sintomo è arrivato dopo un lungo periodo di pressione. Quando arriva una febbre, che è una cosa buona, perché stiamo praticamente nel periodo di guarigione. Cioè uno pensa: "Sto male, ho la febbre". Sì, ma l'infezione in questo momento se c'è un'infezione, se ci sono dei virus, okay, il fatto di aver la febbre è perché il corpo sta andando in riequilibrio e sta passando questi sintomi. La stessa cosa è sui sintomi fisici. I sintomi fisici cronici, che siano ansia, dolore alle gambe, emicrania, attacchi di panico, questi arrivano sempre dopo un periodo di grande pressione e l'unico modo per il corpo per riequilibrare il corpo, per riequilibrarsi, è passare attraverso questo periodo di sintomatologia. Quindi se vediamo in questo modo la problematica, sappiamo che il sintomo cronico, mal di schiena, cervicalgia cronico, è
praticamente nella fase di riadattamento e di riequilibrio e di guarigione, invece di pensare: "Ah, adesso il mio corpo si sta disintegrando." No. L'ultima parte riguardo alla storia della persona è che non serve il grande trauma. Non serve il grande trauma, nel senso che tutte le persone cercano: qual è stato il trauma, qual è stato l'evento specifico che mi ha fatto schioccare, mi ha fatto, diciamo, cambiare il corpo. A volte non è un evento, a volte è solo questo periodo in cui tu non ti fermi, non puoi fermarti perché sei in sopravvivenza. Per esempio, stai accudendo tua madre, tuo padre che sono malati. E quindi quel periodo è un periodo di sopravvivenza per te. Quando poi non ce la fai più e il corpo ha fatto tutto quello che deve fare, porta questi sintomi, perché le rabbie, le paure e quindi le emozioni non sono più in riequilibrio, non si stanno metabolizzando. Vado a vedere i commenti. Io dopo i lutti dei miei genitori mi sono comparsi tensioni muscolari che non mi hanno abbandonata più. Buonasera dottore, ho fatto tantissime terapie, ma niente. Maria Grazia. Capisco che da soli magari è più difficile, okay, tantissime terapie. Io spero che, Maria Grazia, questi video gratuiti ti possano aiutare. Ehm Le terapie che solitamente facciamo sono principalmente, secondo me, il limite di molte terapie è perché o parliamo troppo, okay, quindi non lavoriamo sulle nostre emozioni, sul nostro corpo, o non siamo costanti con queste pratiche, esempio il tapping EFT o la meditazione, che però devono essere personalizzati su di te, li puoi personalizzare tu su di te, okay? Ho spiegato molte volte come farlo. Se non sai e non lo noti e vuoi avere un aiuto in più, puoi vederlo attraverso il mio corso, Neurobalance, è fatto proprio per questo. Poi, mentre che ragazzi voi scrivete i commenti, io poi li pubblicherò. Quindi Maria Grazia, spero veramente che stai avendo magari che io ti possa dare qualcosa in più in questi frangenti gratuiti su YouTube. Però si risolve. Le persone che ho seguito, forse la più anziana che ho seguito aveva 75 anni e ha avuto dei miglioramenti. Ovviamente bisogna fare una terapia abbastanza lunga, ma non di anni, ma se ci sono tante radici, tu puoi pensare a una persona che ha 70 anni e magari ha tantissime radici in senso di sintomi, tantissimi eventi. Più indietro andiamo, meglio è nell'evento specifico. E l'evento specifico ci si può lavorare attraverso il tapping o la scrittura. Però nel mentre dobbiamo fare la nostra vita, dobbiamo entrare nella vita di tutti i giorni e fare quello che dobbiamo fare, con meno paura possibile o con la paura, nonostante la paura. Andiamo su un altro commento. Ho visto che qualcuno mi ha scritto diverse cose. Elisabetta: "Ciao Alessia, a me infatti è partito da un grandissimo periodo di fortissimo stress lavorativo che credevo fosse solo grande stanchezza. Poi si sono manifestati dolori cervicali e lombari." Certo, molto comune Elisabetta. Adesso da quell'evento tipo prima di quell'evento è successo qualcos'altro, no, era un periodo di forte stress, che prima del sintomo c'era questo periodo di forte stress. Il tuo corpo pensa di essere ancora lì, quindi probabilmente ci sono delle radici ancora delle emozioni ancora che non sono state metabolizzate. A volte si metabolizzano semplicemente capendo quell'evento, quella serie di eventi. A volte il capire non è sempre la soluzione. Infatti vedete che la psicoterapia non sempre risolve. Magari bisogna fare una psicoterapia più sperimentale sul corpo, più legata al corpo. La stessa cosa sulla fisioterapia. A volte non basta fare semplicemente nuovamente le attività fisiche, perché c'è molta paura, ma quella paura arriva
da qualche credenza, quindi la fisioterapia ha un limite. La medicina la stessa cosa. La medicina convenzionale ci dice: "Guarda, tu hai la pressione alta, devi prenderti questa pillola e prenditela perché potresti aggravarti e potresti avere dei problemi cardiovascolari." Non è che ti va a dire: "Okay, quali sono i tuoi stress adesso prima di prenderti questa pillola." Ogni ogni terapia ha i suoi limiti, okay? Quindi capisco che molti di voi hanno già provato tante cose, ma molte volte non è il provare l'ennesima soluzione che risolve, ma lavorare voi stesso, iniziate voi stessi a lavorare su quelle paure. Per esempio io vi indico e vi invito a farlo con l'Optimal Tapping EFT o con la scrittura espressiva, principalmente. Andiamo su un altro commento. Dottore, ho la nausea mattina, appena sveglia faccio fatica a mangiare. Sicuramente lì ci possono essere altre problematiche. Adesso vediamo cosa ha scritto, però non mi scrivete tutti i sintomi perché sappiamo già che hanno tutti una radice unica e se non siete entrati solo adesso, potete poi vedere la prima parte di questa live. Che devo fare? Ti seguo, bravissimo, grazie a Dio che ci sei. Beh, grazie Andielica, grazie per essere qua. Vatti a rivedere qualche video che ho fatto sul mio canale YouTube, e vedrai insomma che ci sono già molte strategie lì, però ti indico già che non sono le strategie che fanno i miracoli, ma la credenza di quello che sei, okay? Probabilmente molte persone hanno un'autostima molto bassa e hanno questa credenza fortissima che non siamo abbastanza, non siamo amati, non siamo amabili, che siamo diversi dagli altri. Questa è una delle problematiche principali che noto. Il non pensare che io sia abbastanza, che non posso farcela. Tutto questo. Queste sono credenze limitantissime che puoi fare tutto il tapping EFT che vuoi, ma se non arrivi alla radice di queste credenze non è difficile migliorare. Ho un peso nello stomaco ho peso nello stomaco, l'unica che mi disturba mattina e fino a pomeriggio, poi la sera si calma tutto. Andrea, non conosco la tua storia, quindi per me è difficilissimo darti dei consigli adesso qui, okay? Spero che insomma i miei video possano aiutarti. Terry, vediamo un attimo cosa dice Terry. Ho la sensazione come mi stringesse la gola, sarà ansia, come mi puoi cosa puoi consigliarmi? Posso consigliarti Terry, non penso sia tra l'altro la prima volta che mi scrivi, quindi penso che ti abbia già risposto più volte a questo. Ehm, devi capire che non stai morendo principalmente, che il tuo adesso te lo dico in modo generalizzato, non voglio farti una diagnosi qua perché non è sicuramente il modo più giusto per aiutarti con una diagnosi, perché non si può fare attraverso semplicemente una domanda, ma, chiediti da dove arrivano queste paure e se sono vere e se veramente tu ti stai identificando nei tuoi sintomi e nelle tue paure. Capisci un attimo da dove è iniziato il tutto, vai indietro nella tua storia e nota dove il tutto è iniziato. E noterai che in quel periodo c'era un grande forte stress, un grande senso di pressione addosso, e oggi stai vivendo ancora quella stessa pressione. La responsabilità quindi non è tanto nel meditare di più, nel fare di più, ma nel sentire quelle emozioni senza necessariamente fare nulla. Nel tracciamento somatico e nella meditazione facciamo proprio questo. Se le mie meditazioni ti stanno aiutando, a quel punto puoi decidere di fare un passo ulteriore, capire se vuoi essere affiancato, oppure molte persone in realtà non sono affiancate e migliorano lo stesso. La meditazione aiuta moltissimo, perché non ti fa
necessariamente andare a capire niente, non devi necessariamente capire come far abbassare il sintomo, perché tu hai paura di quel sintomo, ma non sai da dove arriva molte volte. Quindi, vediti qualche altro video sul mio canale, posso dirti questo. Okay, andiamo avanti. Relazione con la paura e il corpo. Questa è un'altra cosa che volevo dirvi. Ecco, le persone che nonostante magari abbiano anche capito da dove arriva il problema, okay, ma il fatto di monitorare costantemente i sintomi, del alzarsi la mattina e pensare subito: "Oggi come sto?" Invece di dire: "Okay, anche se oggi sento quello che sento, io faccio 1% in più oggi." Il per cento in più è l'attività fisica, è il movimento fisico. Ciò non voglio dire che devi andare subito a fare palestra o fare yoga. A volte basta anche solo una camminata, un giro dell'isolato. Quella è la tua unica se inizi da 0, quella è la tua unica, cosa che dovrai fare quel giorno. Cioè dal punto di vista di attività fisica. So che magari tu dirai: ma io vado già a lavoro, io già faccio questo." Ricordiamoci che molte cose sono scuse che ci diciamo. Il fatto di non aver tempo, ti alzi 15 minuti prima e fai quella camminata. Ho molte persone che ho seguito che mi dicevano: "Io non avevo tempo, pensavo di non avere tempo, però ho voluto seguire lo stesso il programma e lo facevano la mattina. La mattina la meditazione e gli squat, questo è quello che do io solitamente. 15 minuti prima ci si può alzare, e fare una camminata di un isolato, un giro di un isolato, okay? Quindi il monitoraggio costante dei sintomi è un problema. Più pensi che i sintomi debbano andare via, devono scendere, più pensi che questa cosa non si risolverà mai, perché li sentirai sempre. Li sentirai sempre perché queste vie le stai accendendo tu, perché pensi che siano gravi, siano cose gravi, che siano eventualmente dei tumori, delle infezioni, qualcosa che non ti hanno trovato. Questo molte volte arriva da persone che sono ipocondriache. Perché arrivi a essere ipocondriaco o ipocondriaca? Perché nessuno ti ha spiegato che queste cose sono assolutamente normali. Sono assolutamente normali. Quindi non è che sei tu che sei pazzo, sei pazza, okay, non sono arrivate perché, sei necessariamente depresso o pazzo, okay, e soprattutto non sono cose che ti stai inventando. Ecco, molte persone hanno questa paura di dirlo ai propri datori di lavoro: "Ah, io soffro di dolore cronico", perché se gli dico che soffro di dolore cronico, di sintomi cronici, non avrò mai un avanzamento di carriera. E questa porta ancora pressione in più. Quindi non solo non miglioriamo, ci portiamo ancora più pressione addosso. Perché ricordiamoci che non dobbiamo dimostrare niente a nessuno. Il tuo valore viene visto anche senza che tu necessariamente, fai qualcosa di extra. La ricerca compulsiva di spiegazioni. Questo infatti è quello che noto nei commenti. Molte persone vogliono avere spiegazioni in più. Cosa c'ho? Cosa non va? Invece di dire: "Aspetta, rimango un attimo paziente, mi prendo 1 ora del mio tempo e vado in una sorgente che mi fido", che ne so, se state guardando i miei video spero che vi fidiate, penso che vi fidiate, non guardate subito: "Ah, io ho dolore all'emicrania, cosa è successo? Cos'è da cosa deriva?" Perché è sempre quella la risposta. Dolori cronici, sintomi cronici, ovunque voi li avete, arriva da una grandissima repressione delle emozioni, grandissima, e dei pensieri da credenze limitanti. Credenze del tipo: "Non sono abbastanza, non ce la farò mai, questa cosa sarà sempre così, non la aggiusterò mai." Oppure cose più catastrofiche, come: "Forse ho un tumore, però non voglio neanche andare a fare una visita dal neurologo perché se me lo trova poi sarà ancora peggio." Cioè capiamoci quanto viviamo nella paura 24 ore su 24.
Le emozioni negative non si devono reprimere, ma non ci dobbiamo stare per troppo tempo. Non sono fatte per rimanerci per troppo tempo. Anche se stiamo vivendo in un periodo di grande stress, esempio un lutto, poi non vuol dire non devo essere triste, perché quello vuol dire reprimere l'emozione. Ma se quell'evento ora è molto distante da noi, quello dovrebbe essere già stato processato e non lo è stato. Okay, quindi ce le stiamo portando dietro. Quello non deve essere fatto. Come lo si fa? Attraverso la meditazione, il sentire, non avere paura di sentire. Paura del movimento e ricadute. Questo un grande problema. Più abbiamo paura di muoverci, più stiamo fermi, più i sintomi vanno su. Buttati, non succede nulla se arrivi a fare una camminata e sale sull'attacco di panico, okay? Non succede nulla. Magari il giorno dopo rifarai la stessa cosa e vedrai che l'attacco magari non arriva, o l'ansia non arriva, o arriva di meno. Non possiamo lasciare dettare i nostri sintomi cosa dobbiamo fare nella nostra vita, perché è finita. L'identità che ruota intorno ai dolori. Questa è una relazione, appunto, dannosa. Identificarci con i nostri sintomi. Io non sono bravo abbastanza ehm, perché ho questi sintomi e li avrei dovuti già risolvere anni fa. Collegare l'identità a te, al dolore. Tu sei molto di più, tu sei praticamente luce. Noi siamo anime dentro un corpo. Noi non siamo il corpo, non siamo neanche il nostro cervello, non siamo il nostro cuore, non siamo i nostri dolori, siamo anime di luce dentro un corpo. Fin quando non noti questo, ti identificherai sempre col corpo e con i dolori e ti identificherai sempre con il tuo ego che dice: io", invece di dire: "Ma forse c'è qualcosa in più che solo io e i miei dolori". Andiamo sulle credenze, appunto ve le ho già dette, non ce la farò, non sono abbastanza, non voglio non valgo niente, se mollo crolla tutto. Quante volte mi è successa questa di sentire: "Se io mollo questa mia identità, crolla tutto". Proprio ieri ho avuto questa, persona che mi ha chiesto questa consulenza e mi ha detto: "Alessio, non posso dire ai miei datori di lavoro che ho dolori persistenti o sbandamenti persistenti, perché se lo dico, pensano che io non sia capace poi di fare e continuare il mio lavoro e quindi non potrò avere un avanzamento di carriera." Mi ha detto qualcosa del genere. Capite quanta pressione ci stiamo mettendo addosso. Invece di dire: "Io sono quello che sono, la verità è quella che ha", come si dice, la bugia ha le gambe corte. In questo caso la verità è quella che ti fa sentire meglio. Magari ti fa sentire male nel momento in cui lo dici, ma è quello che ti libererà di più nel medio e lungo periodo. Perché dire: "Io ho bisogno di dire quello che sento". E se mi dirà il mio datore di lavoro: "Tu non vali non sarà lui a dettare il tuo valore, anzi gli stai praticamente dicendo la verità. Se quelle persone non capiscono dove ti trovi, non sono le persone giuste per te. Quindi va bene." E l'hai capito molto prima. Però capisco che lì puoi avere di nuovo la paura di dire: ma e se io perdo il lavoro io poi non posso mantenermi." E qui andiamo su un altro problema che, persone che soffrono di fibromialgia, per esempio, ricordo tempo fa, quando ancora seguivo i gruppi Facebook, che vi invito a non seguire mai, soprattutto su dolori cronici, perché lì trovi solo gente che si lamenta e nessuna persona che ha risolto, perché pensaci, se una persona ha risolto, non sta dentro un gruppo Facebook e quindi tu stai praticamente parlando a persone che si lamentano. Lamentandosi non puoi risolvere un problema. Ora volevo dirvi una cosa, mi sono dimenticato. Vabbè.
Andiamo sulle soluzioni perché siamo in chiusura. Quindi le soluzioni sono queste e non te le dico, perché sono scritte dalla medicina o dalla neuroscienza, ma te le dico in base alle esperienze di vita e persone che ho seguito personalmente, io stesso, okay, su me stesso, sulle esperienze che ho avuto io. Quindi bisogna iniziare a sentire e non capire. Molte volte vogliamo capire tutto. Se non capisco, allora non risolvo. C'è un limite al capire, c'è un limite. Una volta che hai letto il libro del dottor Sarno, che tra l'altro lo trovate nel mio sito web, venezianotherapy.com, magari avete letto il mio libro, okay, avete letto il libro di Howard Schubiner. Potete vedere di cosa tratta, che tra l'altro è sulla scrittura espressiva anche. Avete già quello di Eckhart Tolle, appunto quello del Il potere di adesso. Joe Dispenza, ora non ricordo in italiano i titoli di Joe Dispenza, che tra l'altro è una persona che mi ha veramente impattato in modo positivo. Quando avete letto quei libri non c'è più nulla da leggere. Se volete leggere lo fate perché vi piace l'argomento, ma non perché devo leggere così devo guarire, perché se non capisco non guarisco. Ve lo metto proprio in una frase, no, la soluzione è questa: iniziare a sentire e non capire. Sentire e non capire. Poi sicurezza e non forza, non devi essere forte per guarire, non devi fare nessuna battaglia per guarire, sei stata già forte e troppo, e qua stiamo parlando di dare sicurezza al corpo. Quindi una domanda che potete farvi per aiutarvi a capire se state facendo la cosa più giusta per il vostro corpo è: sto facendo questa cosa per paura o per amore? Amore può essere incondizionato, cioè non necessariamente amore, tra persona a persona, okay? Quindi se non voglio andare a Parigi, esempio, ieri c'era questa persona che deve fare questo viaggio a Parigi e ha detto: "Io non posso andare perché ho paura." Ecco, lì hai già capito che è la cosa più sbagliata da fare, perché è la paura che ti sta dettando i tuoi comportamenti. Invece di dire: "Lo faccio lo stesso, proprio perché ho paura." Okay? E quello che succede, succede. L'ego può gridare quanto vuole, ma tu hai fatto qualcosa che prima non avresti mai fatto e qualcosa di nuovo succederà. Che tu abbia paura o no, falla lo stesso. C'è una ripresa della vita prima del dolore, prima che il dolore guarisca. Questa è l'ultima cosa che voglio dirti sulla soluzione. Non ti aspettare che il dolore o i sintomi vadano giù per fare qualcosa, perché puoi aspettare tutta la vita. Falla, prenota quella cosa, hai preso la decisione, tra l'altro qui potremmo anche parlare di decisioni, non puoi semplicemente fare le cose solo perché le stai pensando, ma perché hai preso una decisione, dici: "Adesso basta, finisco di fumare", per esempio. Quante persone hanno provato a smettere di fumare, ma se qualcuno ti dice: "Smetti di fumare perché fa male", ma a te non te ne frega, entra di qua ed esce di qua. Non lo fai perché fa male o fa bene qualcosa, perché in quel momento non stai pensando: "Lo faccio adesso perché mi farà bene adesso." Devi pensare nel futuro tra 1, 2 anni, cosa succederà se tu questa cosa non la fai oggi, se questa decisione non la prendi oggi. Una volta che tu hai preso la decisione che in ehm, tale data e tale orario prenderai quel volo che andrà da Torino, da Roma, da Milano a Parigi, per esempio, perché vuoi fare questo viaggio a Parigi. Non puoi aspettare di sentirti bene prima di prenotare quel volo a Parigi. Lo prenoti e poi noterai che il tuo corpo ti dirà: "Guarda che non lo puoi fare, guarda che arriverai 2, 3 giorni prima del volo di Parigi, ti sentirai malissimo." Avrai
quell'ansia, avrai quell'attacco e dirai: "Ecco vedi, lo sapevo, non potrò andarci". E lì saprai che in realtà è solo il tuo ego che sta praticamente gridando, ma tu non sei quell'ego. Quei sintomi sono riflessi di un ego, di una paura, e se tu in quel momento non ascolterai quell'ego, ma gli darai solo delle rassicurazioni intendo, inizi a respirare diversamente, magari lo inizi anche a prendere in giro con c'era un commento magnifico che mi è arrivato qualche giorno fa, che dicevano: "Ma adesso io posso parlare ai miei sintomi in modo ironico, magari prendendoli in giro?" Assolutamente sì, ed è una cosa magnifica, perché noterai che quando gli parlerai in modo così, tipo gli dici: "Ma chi credi di essere?" No, perché tu pensi su di te. Tu dici a te: "Alessio, ma tu chi pensi di essere per parlare di queste cose?" E quindi ti arrivano le ansie, ti arrivano le palpitazioni, dolori cronici, cervicalgia, mal di testa. Ma se tu poi a quel mal di testa o a quei dolori gli dici: "Ma tu chi credi di essere?" E lo affronti, okay, con ironia anche. "Ma finiscila, no? Ma dai, ma figurati, hai iniziato adesso perché dopodomani devo prendere il volo per Parigi, ma dai, ma finiscila dai." Fai finta che quello è un bambino e più gli parli con rassicurazione, dargli sicurezza, più quel sintomo inizia a dire: ma vuoi vedere che qui Alessio non mi sta prendendo magari sul serio e magari questa cosa posso anche non dirgliela più così?" Ecco che inizia un dialogo tra intelligenze. Ecco perché sono al 100% sicuro che i nostri sintomi non fanno parte della nostra personalità, cioè del nostro essere, perché vi ho detto noi siamo luce, siamo anime, non siamo la nostra personalità. La personalità è un costrutto, è un'illusione praticamente. Okay, ragazzi penso di aver finito. C'era un ultimo Elisabetta, ho letto entrambi i libri più volte. Benissimo. Ora è solo quindi una decisione Elisabetta. Prendere più decisioni, affrontare più paure, fare di più, ma fare nel senso non meditare di più, non fare tapping di più, non fare squat di più, non fare leggere altri libri, okay, è il fatto di: adesso non devo più sapere, devo fare e devo vivere la mia vita anche con quella paura e più affronto quelle paure, più diventeranno piccole. Serve costanza, però ci si riesce, altrimenti non sarete qua. Se eravate completamente, ehm, diciamo vuoti di speranza, non eravate qua. E io penso che questa cosa molte persone nel futuro inizieranno a prenderla seriamente, questa connessione tra emozioni e sintomi, e molti medici inizieranno a fare specializzazioni in psicosomatica e in psicologia, molti fisioterapisti inizieranno a fare formazione in psicologia, già sta avvenendo, giusto tra qualche giorno farò un colloquio con un medico che si è appena, certificato Pain Reprocessing Therapy come ehm, ho fatto uno dei percorsi che ho fatto anch'io e quindi tra l'altro è del Sud Italia e ci colleghiamo, ci conosciamo. Molte persone, molti medici adesso stanno iniziando, okay, pian piano ad affacciarsi a questo modo nuovo, un nuovo approccio. Ci vuole del tempo, però sono sicuro che arriverà. Nel mentre noi facciamo la nostra i nostri esperimenti, però non aspettiamo prima che i sintomi vadano giù, okay, perché sarà poi troppo tardi. Dobbiamo iniziare noi a prendere delle decisioni, rimanere negli stati di gratitudine, di amore il più possibile, amore incondizionato intendo, di scollegarsi e capire che tu non sei i tuoi sintomi, ma tu sei luce, sei consapevolezza e fai parte di qualcosa di più grande di te. Affidati a qualcosa di più grande di te. Questo ti aiuterà molto. Grazie ragazzi per essere rimasti qui 54 minuti, 55 minuti.
Spero di vedervi insomma nei miei programmi, nelle prossime live o magari attraverso una consultazione, magari vi conoscerò a uno a uno. A prestissimo e buona serata.